Benvengano i controlli. L'ULSS Belluno plaude al lavoro della Guardia di Finanza che, incrociando i dati, ha analizzato le quasi 1900 prestazioni esenti da ticket erogate fra il 2009 e il 2010, scoprendone un centinaio di sospette. Le esenzioni sono materia tecnicamente complessa, assicura il direttore generale. Ogni ULSS, attraverso il proprio servizio convenzioni, fa dei controlli interni sulla veridicità delle autodichiarazioni, nonché poi noi stessi compiliamo, prepariamo delle certificazioni appunto di esenzione. Quindi c'è un controllo che viene periodicamente svolto. I numeri portati a galla dall'indagine delle Fiamme Gialle dipingono uno scenario che preoccupa ma non allarma. Fermo restando la buona fede, non ci sarebbero casi eclatanti di truffa, anche se qualche soggetto che ha goduto dei benefici, potendo invece pagarli, c'è. Dove c'è la malafede saranno, sia da parte nostra che ancor più dalla Guardia di Finanza o di chi competenza, saranno segnalate e avranno le conseguenze poi che sono previste anche dal punto di vista giudiziario. Poco più di 4.000 euro, a tanto ammonterebbe l'evasione Made in Belluno con i ticket non versati, ma nessuna lista di potenziali furbetti sarà pubblicata. No, assolutamente, ma questo se uno sbaglia in buona fede o malafede, il diritto alla privacy e alla correttezza delle procedure rimane intatta, quindi certamente da parte nostra nessuna segnalazione, voglio dire, inopportuna.